Saranno 3 le zone rosse che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Pietro Signoriello, ha deciso di istituire a Trieste dopo gli episodi di violenze e risse, ultima in ordine di tempo quella di domenica sera in Largo Barriera. Il provvedimento prefettizio in fase d'adozione in senso preventivo e di sicurezza urbana dovrebbe scattare già nel prossimo fine settimana e avrà efficacia temporanea fino al 31 marzo. Le aree interessate, fa sapere la prefettura, sono ancora in fase di perimetrazione, ma comprendono le zone calde già note sotto la lente delle forze dell'ordine negli ultimi mesi, quella compresa tra le piazze Garibaldi e Perugino, quella di Piazza Goldoni e Barriera e poi le piazze Libertà e Oberdan, con uno sguardo anche a Piazza Verdi. Questa mattina eravamo in comitato, ho chiesto dobbiamo intervenire, non voglio vedere quelle cose che vedo alla televisione, per cui ho chiesto questo, ho chiesto anche la DASPO, nel senso che se questa gente si comporta così deve essere cacciata dalla nostra città. Nelle zone rosse persone pregiudicate o anche solo semplicemente segnalate non potranno passare e il questore potrà intervenire con lo strumento del DASPO urbano. Sempre dal prossimo fine settimana saranno organizzati ulteriori servizi di controllo del territorio con la presenza di pattuglie che stazioneranno nelle zone rosse. Inoltre il sindaco valuterà l'adozione di provvedimenti in alcune aree ritenute più sensibili, con conseguente limitazione dell'orario di vendita e somministrazione di bevande e dell'orario di apertura di alcuni locali. Un provvedimento non indolore, ma in qualche caso necessario secondo il primo cittadino. Quelli che tengono i vari esercizi aperti fino alle 3-4 del mattino, alle 11:30 dovranno chiuderle. Erano le 11 del mattino di questa mattina quando si è consumata questa rapina ai danni di una donna di 78 anni proprio qui in via Foscolo al civico numero 5 in questa piccola androna che poi va a finire in un fondo cieco. La donna stava transitando per questa zona, un ragazzo le si è avvicinato, l'ha chiamata zia, ehi zia, lei si è girata, si è accorta che non era in realtà un parente e lì il ragazzo le ha messo le mani al collo per strapparle 2 collanine. Questo è stato l'oggetto alla fine della rapina. La cosa che poteva potenzialmente essere più grave era i danni, le ferite che poteva riportare la donna, che fortunatamente nella caduta ha tentato di difendersi in qualche maniera ma invano. Dicevo, nella caduta poteva riportare dei danni proprio da caduta o da contusione. Fortunatamente la donna sta bene, il ragazzo subito dopo aver strappato le collanine è corso verso piazza Garibaldi, lì alcuni passanti hanno provato a inseguirlo ma è riuscito a far perdere le proprie tracce. Erano in 2, giovani, uno ha agito, l'altro era il complice. Il rapinatore, pantaloni blu, felpa bianca col cappuccio a coprire il volto, giacca grigia, scarpe nere, calze bianche a vista, ha agito in pochi attimi. La donna per fortuna non è caduta a terra. I sanitari del 118 ha poi riferito che stava andando dalla sua dottoressa per ritirare dei referti medici. Una telecamera ha ripreso tutto, alcuni passanti sono arrivati qualche istante dopo allarmati dalla 78enne che chiedeva aiuto in evidente stato di shock. Il ragazzo è poi scappato verso piazza Garibaldi, inseguito da 2 passanti, ha girato in via Pascoli e attorno al civico 25 ha lasciato la giacca. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando sul caso, anche aiutati dal video della telecamera di sorveglianza. I negozi vicini si sono accorti solo a fatto compiuto. Il barbiere ha notato i 2 ragazzi poco prima del colpo mentre fumavano una sigaretta. I 2 negozi che spalleggiano l'androna hanno appreso del fatto immediatamente dopo. Uno dei 2 ha notato il rapinatore quando era ormai verso piazza Garibaldi, mentre altri cercavano di fermarlo. Saprebbe riconoscere la persona se la rivedesse? Penso di sì, e 2 anni di amicizia, che non voglio dire chi, che lavora qua in piazza Garibaldi, e abbiamo dedotto perché lui il giaccone l'ha buttato dentro stando nell'androne, è rimasto, mi ha domandato, era con una felpa bianca e mi hanno detto che è sempre qua in piazza Garibaldi. Laura Oselladore non ha dubbi, il suo aggressore lo riconoscerebbe e si tratterebbe di persona nota in piazza Garibaldi. Parla ai nostri microfoni la donna rapinata venerdì scorso in via Foscolo. Il video, diventato virale, mostra il malvivente. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un cittadino di origine nordafricana che in pieno giorno all'interno di un'androna si avvicina di soppiatto per strappare dal collo della 78enne la collanina d'oro, un regalo del marito. Laura ricorda benissimo quel momento. Lui è venuto dalla sinistra, non è che mi veniva dietro. E come sono entrata, lui all'improvviso si è presentato con la faccia 20 centimetri dal mio naso, no? E mi ha detto ciao zia, ma con un ghigno orribile.
e mi ha strappato sta collana. Laura Oselladore è una donna molto impegnata, soprattutto nel volontariato, e conosciuta nella zona. Diverse sono le persone che l'hanno soccorsa dopo il grave fatto di cronaca. La 78enne abita da 50 anni in via della Raffineria, a 2 passi da piazza Garibaldi. Siamo in piena zona rossa, un'area della città tristemente famosa per episodi violenti, soggetta ai controlli rafforzati delle forze dell'ordine. Perché io vado 2 volte al mese che devo andare in via Madonnina per un incontro, e ormai non vado più, perché un giorno era un gruppo di poliziotti, ho detto vado tranquilla, no? Erano 8 ragazzi bellissimi, ho detto vado tranquilla, era un posto di blocco così. Un altro giorno un cane, era il guinzaglio, ma mi ha salito, mi ha rovinato il cappotto, di questi tipi che erano seduti in questo bar qua, che era chiuso un mese, no? E allora cosa si deve fare? Cioè, ma non si può consigliare a uno vai fuori col coltello. E dico la verità, dopo di notte ho pensato poteva avere il coltello, poteva chissà come finire. E anche donne obstinate nato disgraziate, finita sopra il scorcolone a casa Garibaldi. Buona di Dio, il giorno di lavoro, e dentro l'ogni era che povero fino. Ci ha pensato la gente ad organizzare una festa per il ritorno del tram di Opicina. Un flash mob autoconvocatosi per definizione ha accolto la seconda corsa giunta in piazzale Monterey dopo le 9, in ritardo rispetto ai tempi previsti causa i problemi alla prima partenza ufficiale dovuti a 2 automobilisti perlomeno incauti. Del resto, per un servizio nato disgraziato, una ripartenza caratterizzata da un inghippo sembrava segnata. Dai triestini invece, come del resto ci si poteva e si doveva aspettare, un'accoglienza all'insegna del Morbin. La carrozza che ha lasciato Piazza Dalmazia, manovratore Davide Zerial, alla volta di Opicina, quella di ritorno e le corse successive e quelle dei prossimi giorni porteranno a bordo, oltre ai passeggeri ovviamente, una serie di suggestioni, ricordi, considerazioni e suggerimenti, persino uno slogan. Io ero fiol con mia nonna, lo adoperavo ma 3-4 volte forse. Era il mio primo metodo come raggiungere Opicina d'inverno, soprattutto quando lavoravo fin lassù. Siamo ovviamente tutti felicissimi che questa attività riprenda, non solo per noi ma anche per i turisti, perché io ho un'attività di bed and breakfast e i turisti hanno continuato a chiedere, soprattutto gli stranieri, per un sacco di tempo, perché non c'era questo tram, lo vedevano lì fermo. L'ultima volta che ci sono stato era, avevo 9-10 anni forse, adesso ne ho 19, quindi... Adesso che il tram è ripartito bisognerebbe fare ulteriori investimenti e lavori proprio nel potenziare la parte turistica. Secondo me rimane una validissima opzione di trasporto pubblico locale per chi ovviamente non ha fretta, però ti dà una comodità e ti garantisce un viaggio molto più bello dell'autobus. E direi che la Freccia Azzurra d'epoca finalmente ha deciso di scendere. Vedremo nei prossimi giorni in quale misura i triestini si riabitueranno al tram, se esso sarà utilizzato maggiormente in funzione turistica. La giornata odierna, tipicamente triestina nello stemperare l'avvenimento con il nostrano disincanto, ha dimostrato che il tram c'è, ha voglia di tornare a sferragliare, ma anche che c'è chi non aspetta altro che di montarci sopra. Tre, 2, 1, go! Essere capitale europea della cultura transfrontaliera, la prima con questa esperienza, significa avere il coraggio di essere portatori di luce e di fiducia nel futuro del mondo, dove si diffondono ombre, incertezze e paure. Significa che Nova Gorizia e Gorizia indicano una strada
di autentico progresso. Un momento storico per le due Gorizie, per le due città, ma anche per tutta l'Europa. È stato un po' questo il messaggio che ha voluto portare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'inaugurare l'anno per quanto riguarda la capitale europea della cultura 2025, la prima capitale della cultura transfrontaliera, ed è proprio questo il concetto che è stato ribadito nei discorsi ufficiali, non soltanto dal Presidente Mattarella, che ha ricordato il lungo percorso di pacificazione, di amicizia e riconciliazione dopo gli eventi tragici e difficili del Novecento, che ha finalmente unito le due città e i due stati. È un percorso che si è basato molto su due elementi, ha detto ancora il Presidente, due elementi che sono l'appartenenza comune all'Unione Europea e la cultura condivisa. Queste le parole di Sergio Mattarella, che sono state riprese anche prima in precedenza dalla sua omologa, dalla Presidente della Slovenia, Nataša Pirc-Musar. Slovenia e Italia hanno saputo dimostrare che è possibile scegliere la via della cooperazione. Članica Evropske unije tudi živimo. Mir, svoboda, oggi nell'Unione Europea viviamo in pace e libertà, con buoni rapporti di vicinato e soprattutto di rispetto reciproco. Ecco perché oggi i nostri cuori sono così commossi dall'importanza storica di questo progetto. La cerimonia si è conclusa qui nella piazza della Transalpina con il suggestivo conto alla rovescia e poi tutti i coriandoli e i bambini che sono il futuro della cultura, ma non soltanto, il futuro delle due città, che hanno dato davvero il via a questa giornata incredibile, a questa giornata importantissima e storica, come hanno detto i due presidenti. Quindi si è concluso il tutto con un grande applauso che ci introduce alla città transfrontaliera della cultura 2025, Gorizia e Nova Gorica. La risposta di questa città è stata ancora una volta importante nella partecipazione. Vogliamo far prendere coscienza a tutto il territorio che difendere l'industria vuol dire difendere questa comunità. Siamo nel mezzo del corteo in Corso Italia, il corteo a difesa delle lavoratrici, dei lavoratori di tutto il comparto industriale triestino. Tantissime le persone che hanno partecipato a questa chiamata. Un abbraccio davvero di tutta la città. Abbiamo un gruppo fantastico, abbiamo costruito una serie di competenze nell'arco di più di 20 anni e disperderle sarebbe veramente un peccato. È drammatica, le bollette, i mutui, gli affitti. E noi siamo tutte donne o comunque oltre una certa età, quindi bisogna attivarsi per ritrovare un impiego, non è facile. Tirso, uniti si vince, un altro messaggio che racconta il dramma di tantissime lavoratrici ma anche lavoratori che condividono appunto una situazione davvero difficile. Sì, finalmente siamo riusciti a radunare tutte le forze, oltre che tutte le varie industrie che sono coinvolte in questa manifestazione. Di dove lavorate voi? Alla Flex. Sì. Alla Flex. Che situazione è in questo momento? Quanto sta pesando questa situazione? Devo dire con francesismo, di merda. La situazione è abbastanza grigia, anche perché non ci sono prospettive di lavoro al momento. La città non può morire, deve vivere, andare avanti e creare posti di lavoro. Sì, io sono una persona coinvolta perché siamo tutti quanti lavoriamo ex Flex, adesso Adriatronics, e chiaramente siamo un po' impauriti per il nostro futuro, no? Per il nostro destino. È un momento un po' drammatico, diciamo. Ma tanti che hanno famiglie ovviamente da mantenere, bollette da pagare, tutto quanto. Esattamente, vale per tutti. Anche lei lavoratore Flex? Sì, anch'io nella stessa situazione. Abbiamo chiesto il palco in prestito per un attimo, giusto il tempo di farvi vedere, di far vedere a tutti coloro che sono a casa le tantissime persone qui presenti. Guardate, adesso si stanno assiepando in piazza della Borsa, ma devono ancora arrivare tutti gli altri. Il corteo è veramente lungo. Andiamo dall'altro lato, andiamo a vedere anche di qua.
vedete questo è il palco dove parleranno ovviamente le rappresentanze sindacali. Come vedete il corteo si sta ancora, sta ancora procedendo. Perché questa iniziativa l'abbiamo pensata proprio per darci la spinta, per darci la forza, per darci quel rapporto di forza che poi ci serve per martedì prossimo al tavolo delle trattative. Quindi questa iniziativa è riuscita. Da Piazza Oberdam a Piazza della Borsa il corteo ha concluso la sua marcia, migliaia i lavoratori tutti assieme per urlare i loro diritti, Flex, U-Blox, Tirso, ma non solo. La politica ha risposto, così come tutte le altre istituzioni dal mondo civile a quello religioso, tutti a sostegno del comparto industriale triestino. Le ultime crisi industriali di Flex, U-Blox e Tirso sono solo la punta dell'iceberg. Ecco la pattuglia acrobatica nazionale pronta a passare in rassegna con il suo tricolore la flotta della Barcolana Boat Parade Special Edition e a donare questo tricolore alla nave scuola Vespucci per il suo ritorno in Italia. E proprio qui a Trieste sul nostro golfo bianco, rosso, verde il saluto della pattuglia acrobatica italiana a nave Vespucci. Una festa dal mare, dal cielo e dalle rive per l'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Trieste. Di ritorno in Italia da un tour mondiale durato oltre un anno e mezzo, la più antica unità della Marina Militare Italiana è stata salutata da ben 1333 imbarcazioni in mare per la Barcolana Special Edition, una boat parade per accogliere quella che a ragione è conosciuta come la nave più bella del mondo. Momento clou lo spettacolo di ben 2 sorvoli della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, a sottolineare l'ingresso di nave Vespucci in porto a Trieste. La Bora ha accolto e in parte rallentato le lunghe operazioni di ormeggio del veliero parallelamente alle rive davanti a Piazza Unità. Ad attendere il Vespucci migliaia di persone assiepate sul molo Audace e lungo le rive, circa 12.000 tra triestini, turisti, familiari dell'equipaggio della nave che proprio da Trieste ripartirà per il tour Mediterraneo attraverso 17 tappe lungo le coste italiane con 2 soste all'estero. Devo fare l'inventario, dire questo mi è possibile? No, le fedi. Ho 2 anelli, uno che era di fidanzamento e 2 collane e un ciondolo, una medaglia, ecco, e l'orologio. Ma è l'oro? Sì, è d'oro anche la signetta. Questo è il tipico esempio di un centralinista della rete di truffatori campani alle prese con una pensionata triestina a cui viene chiesta la conta dei preziosi da consegnare per liberare il figlio dagli arresti dopo un fantomatico incidente stradale. I personaggi cerchiate nelle immagini invece gli esattori che prelevano soldi o oro dalle vittime. E grazie a registrazioni come queste e le successive indagini che i carabinieri del comando provinciale di Trieste hanno insieme ai colleghi dell'Arma di Napoli arrestato 10 persone e denunciate altre 29 a piede libero, scoprendo 38 truffe diverse in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche un episodio a Vicenza, uno a Padova e in altre località del nord Italia, recuperando 150.000 euro fra contanti e valori. E questo è il primo bilancio dell'operazione Fumo del Vesuvio, avviata nel 2023 a seguito di un primo episodio a Prosecco sul Carso triestino e poi di altre truffe ai danni di anziani di Trieste con la tecnica del finto avvocato maresciallo dei carabinieri che sfrutta l'ansia del malcapitato conseguente alla comunicazione di un incidente capitato a un figlio o a un nipote. Mio figlio è in stato di resta. Dall'arresto di un napoletano di 45 anni, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il modus operandi, i vari passaggi, i vari ruoli del disegno criminale. Viene individuata una zona da attaccare che gli esattori raggiungono nella prima mattinata. In quello stesso momento alcuni centralinisti, ubicati in particolare in Campania, fanno telefonate a random finché una vittima cade nel tranello. Gli esattori attendono indicazioni per raggiungere l'abitazione della vittima e prelevare contanti o preziosi.
Arrivano in città usando anche il treno o il taxi, acclarata l'esistenza dunque di una struttura piramidale con al vertice gli organizzatori che pagano a giornata agli esattori 150 euro, dando la sensazione di muoversi, spiegano i carabinieri, da un punto di vista investigativo, in un ambiente tipico della criminalità organizzata. L'ho uccisa dopo che avevamo litigato. E questa la confessione resa dalla 58enne triestina Erika Podmenic al procuratore facente funzioni Federico Frezza e ai sostituti Ilaria Iozzi e Andrea Laganga per l'omicidio di Isabella Tregnaghi, l'89enne trovata morta nella sua abitazione di Via delle Beccherie con la gola tagliata. I carabinieri ci hanno messo diverse ore però per rinvenire l'arma del delitto, un coltello, e fare in modo che la squadra della scientifica repertasse ogni elemento con dovizia di particolari, in modo da rendere quanto mai solidi gli elementi di prova in vista del processo. Ecco perché gli addetti delle pompe funebri hanno potuto portare via il cadavere dell'anziana solo attorno alle 23:15, quando l'arresto è stato effettuato alle 14:40. Ma cos'è successo in quell'appartamento? Ormai è chiaro che la Podmenic è stata fatta entrare spontaneamente in casa dalla sua facoltosa vittima. Altrettanto accertato che le due avessero fatto conoscenza da circa un mese, tanto che la donna è stata vista ripetutamente in zona. La pista d'indagine principale porta alla possibilità che la 58enne avesse tentato di circuire nel tempo l'anziana per derubarla. Stando a quanto filtra Erika, sarebbe già stata messa sotto osservazione per dei furti ai danni di anziani. La presunta assassina, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario, avrebbe però fatto qualche passo falso, al momento non ancora chiaro, una volta entrata nell'abitazione. Da lì è scaturita una colluttazione che ha lasciato i segni di alcune unghiate sul volto della donna, ora in arresto. Dunque la Podmenic avrebbe tentato di strozzare l'anziana con una sciarpa per poi prendere un coltello e tagliarle la gola standole alle spalle. Quindi si sarebbe cambiata gli abiti e preso vestiti e asciugamani sporchi di sangue, caricando tutto sulla sua Panda. Poi, evidentemente per evitare di buttarli nelle vicinanze, si è recata nei pressi del supermercato PAM di Campi Elisi, gettando tutto in un cassonetto. Nel frattempo però la figlia dell'anziana si era collegata da remoto alle telecamere installate nell'appartamento, ha visto la madre esanime ed ha allertato il servizio Televita. La catena dei soccorsi, il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha permesso di identificare in breve la sospettata, tanto che i carabinieri aspettavano già la donna sotto casa in via della Cereria al suo rientro dopo il blitz per disfarsi delle prove. Alla vista dei militari però la 58enne è scappata a bordo della Panda, una fuga durata meno di mezzo chilometro. Al semaforo di via Bramante gli uomini dell'Arma l'hanno accerchiata ed arrestata. Hanno fatto uscire una signora da questa Panda, diciamo bianca, una signora alta, con i capelli a caschetto, mi pare neri, l'hanno ammanettata e l'hanno portata via con le macchine, con le volanti, insomma. Erika Podmenic con il foulard verde fra le mani, coperte dai guanti di pelle nera, alle spalle di Isabella Tregnaghi. L'assassina che entra in azione strozzandola, un momento che non vi mostreremo per il rispetto della vittima e della famiglia. Il trascinamento per qualche metro e poi la coltellata alla gola e l'anziana che cade in ginocchio, ormai priva di sensi. E questa la sequenza dell'omicidio di Via delle Beccherie, tratta da una serie di frame delle immagini interne all'abitazione dell'89enne. Filmato che rappresenta una prova chiave nel procedimento penale a carico della 57enne triestina, che in sostanza smonta la tesi difensiva secondo cui il delitto fosse avvenuto al termine di una lite, sostanzialmente come una reazione a un diverbio. Intanto le indagini proseguono per ricostruire rapporti tra vittima e carnefice, con 3 cellulari finiti sotto osservazione da parte degli investigatori, fra cui quello della vittima e del compagno della Podmenic, il cui coinvolgimento nei fatti però è già stato escluso. Attraverso l'acquisizione di messaggistica, dati e conversazioni si punta a trovare prove utili a far chiarezza sulla premeditazione del delitto. Va ricordato infatti che la Podmenic si era prima impadronita dei gioielli dell'anziana, salvo poi gettarli in un cassonetto assieme ai vestiti sporchi di sangue. La donna, sotto accusa anche per la rapina ai danni di altre 2 signore con l'utilizzo di narcotici, era stata arrestata in via Bramante al volante della sua Panda, dopo che aveva trovato le forze dell'ordine ad attenderla davanti alla porta di casa in via della Cereria. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono preposti a
a queste cose. Però la descrizione del PM è molto molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visintin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vais, all'altezza del civico 21. Ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo non spetta a me dare queste risposte, assolutamente, ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visintin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Sterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo, sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. È stato già condannato? No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Beh, niente, è semplicemente arrivata con almeno 3 anni di ritardo, tutto là il commento, poi non c'è altro da dire, mentre invece poco più di o poco meno di 3 anni fa è stato tentato di buttare tutto a catafascio. Si pensava di chiudere l'indagine appunto per suicidio. Io sono rimasto sempre convinto che non poteva andare così, per fortuna, e questo è un grazie che dobbiamo tutti al dottor Dainotti, che si è opposto, anche lui, ma non solo lui, si sono opposti, ma serviva poco, era lui che era l'ago della bilancia. Guai se questa roba, a parte che sarebbero stati fatti dei ricorsi mostruosi, mondiali, a livello di Roma, a livello di Bruxelles se serviva. Io e Sergio eravamo capaci di andare in corteo a Roma a mettere su striscioni a Bruxelles, non ci fermavamo, come adesso non ci ferma nessuno. Atteso a lungo insomma questa notizia. È arrivata con relativo, io aggiungerei colpevole ritardo, ma meglio tardi che mai, grazie senz'altro ai nuovi procuratori che finalmente hanno capito, che hanno voluto ammettere che questo non è grazie appunto alla dottoressa Cattaneo, che non poteva essere un suicidio, io l'ho detto da subito e per fortuna così è, questo è un omicidio, punto e basta, è anche premeditato. Pensa che si arriverà finalmente alla parola fine e verità? Certo, non può non essere. Io sono convinto che è qualcuno, perché non è una sola persona che secondo me è implicata, non potrà non fare dei passoni falsi come succede quasi sempre, per fortuna, che darà fuoco alla miccia se vogliamo e non potrà non scoppiare, la verità scoppierà. Luca Fasan 70,87.
Il terzo trionfo consecutivo del centrodestra a Monfalcone porta con sé diversi aspetti da analizzare, dal risultato dei partiti a quello ancora una volta eccellente delle civiche, dal traino dell'amministrazione di Anna Maria Cisinta al risultato del successore leghista Luca Fasan, dalla sconfitta della coalizione di centrosinistra che forse non ci ha nemmeno creduto così tanto con Diego Moretti del PD a parare i colpi per il partito intero, sino al sostanziale azzeramento del movimento del leader della comunità musulmana Buconate. Il 70,8% di Fasan ha avvicinato di moltissimo il risultato storico del 72,4% della rielezione di Cisint, dato che sembrava inavvicinabile e invece è stato sostanzialmente bissato, con la lista Cisint per Monfalcone che ha toccato il 24% di preferenze, lasciandosi dietro tutti i partiti del centrodestra ad esclusione della Lega che ha toccato il 31%. La stessa ex prima cittadina, candidata con il Carroccio, ha raccolto 1.662 preferenze su 8.272 voti complessivi nel centrodestra, un altro dato record. A questo si sommano le 444 preferenze di Stefano Cisint, cugino della ex sindaca e ora europarlamentare. Complessivamente va aggiunto che Lega e lista Cisint conquistano 15 seggi sui 24 disponibili, 2 vanno a Fratelli d'Italia con in testa le 109 preferenze di Luca Zorzenon e una Forza Italia nei 18 della coalizione di centrodestra, con il risultato dell'azzurro Francesco Volante a quota 282 preferenze. Nell'opposizione 2 seggi al PD con il miglior risultato di preferenze a Lucia Giurissa a quota 150, 2 alla lista Monfalcone Civica e Solidale con Alessandro Saullo a quota 214 voti personali, insieme con Moretti elegge invece Michela Percuzzi con 58 voti. Per Italia Plurale di Buconate nessun seggio e dunque nessun rappresentante nel parlamentino locale. Scontri fra manifestanti e forze dell'ordine questa mattina in via dell'Istria. Il corteo, partito da San Giacomo da parte del collettivo Buriana e altre associazioni in occasione della festa della liberazione e con circa un centinaio di persone a farne parte, è entrato in contatto con polizia e carabinieri schierati in tenuta antisommossa e disposti a barriera dei partecipanti al corteo, tanto in testa quanto in coda. Lancio di petardi e fumogeni hanno alimentato le tensioni con alcuni momenti concitati e il contatto tra le parti. Lo sbarramento delle forze dell'ordine è stato predisposto per evitare che questo corteo si congiungesse con quello organizzato dal Comitato 25 Aprile, in partenza dal monumento ai caduti di Servola, Sant'Anna e Colonkovez per motivi di ordine pubblico. Il gruppo partito da San Giacomo ha poi proseguito verso la residenza di San Sabba, passando per via Miani, stazionando infine a pochi passi dall'ingresso del monumento di via Palatucci, con slogan, bandiere, fumogeni e intonando contestazioni tanto verso le forze dell'ordine quanto verso CGIL e le autorità. Una verdesca di oltre 2 metri sottocosta, anzi addirittura in sacchetta, e l'eccezionale avvistamento a cui hanno assistito decine di curiosi triestini in tarda mattinata sulle rive, sul pontile che collega Marina San Giusto all'Adriaco. Lo squalo, finito sotto riva presumibilmente alla ricerca di cibo, è rimasto fra le imbarcazioni e gli ormeggi per oltre un'ora, facendo scattare gli inevitabili scatti fotografici, video circolati poi in rete e commenti in salsa nostrana, mentre i tecnici di OGS e Area Marina Protetta di Miramare monitoravano l'esemplare. Le verdesche notoriamente risalgono l'Adriatico nei mesi estivi, seguendo i banchi di pesce azzurro, come fanno anche tonni, delfini e altre specie di squalo come il volpe, per poi dare alla luce i piccoli in acque non particolarmente profonde. Uno spettacolo della natura che però non va considerato un pericolo, bensì una testimonianza di salute dell'ambiente marino. E questo al netto dei burberi commenti registrati in banchina e di chi avrebbe voluto approfittarne per una grigliata, peraltro sconsigliatissima visto l'acre odore di urina che la specie emana una volta pescata, chiedere ai vecchi pescatori per credere. Sarà per questo, sarà perché era tempo di concludere l'esibizione stile acquario, che la verdesca ha ripreso il largo proprio davanti all'obiettivo della nostra telecamera.
Sì, siamo qua, adesso sembra che se ne sia andata finalmente, sembrava intrappolata, però alla fine ha ritrovato la via. Ecco, un incontro, come dire, che una volta era abbastanza usuale in Adriatico, di questi tempi un po' meno. Sì, non se ne vedono molte, era stata avvistata un altro esemplare l'altra settimana se non sbaglio, sempre dall'area marina protetta, e mi hanno mandato la segnalazione e sono venuto qui in pausa pranzo a dare un occhio e sono in stretto contatto con l'area marina protetta e quindi ero qui come inviato speciale, diciamo. Ricordiamo anche ai tanti curiosi, no, che magari qualcuno ha detto ma questa insomma è pericoloso eccetera, che sono questi tipi di squali un patrimonio da conservare e non un animale da temere. Assolutamente, di attacchi all'uomo diciamo ce ne sono penso quasi nessuno, quindi non c'è da temere e sono degli esemplari bellissimi, anche questa era fantastica da vedere, quindi proprio andate tranquilli. Ti ringrazio. Gestivano un'organizzazione per portare in Italia clandestinamente immigrati attraverso la rotta balcanica. I 12 cittadini pakistani finiti nella rete della polizia. Il gruppo criminale operava tra Italia, Slovenia, Croazia e Bosnia e adottava nei confronti dei migranti metodi violenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni e rapina. La maxi operazione condotta ieri dalla squadra mobile di Trieste, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di 6 persone. Un'altra è ricercata. Durante le indagini sono stati arrestati in flagranza per sequestro di persona altri 2 pakistani e indagati a piede libero altri 3. Determinante la collaborazione con le polizie slovena, croata e bosniaca. Le indagini sono partite nel febbraio dell'anno scorso, dopo la denuncia di un migrante indiano che, giunto clandestinamente a Trieste con un connazionale, era stato sequestrato in una casa di via Baiamonti e picchiato da 2 pakistani, i quali avevano filmato le violenze inviandole ai parenti per ottenere un riscatto di 2.000 euro. In quel caso la polizia intervenne, arrestò i 2 sequestratori liberando i cittadini indiani. Fu solo il primo di tanti episodi in seguito documentati grazie a intercettazioni e monitoraggio dei profili social degli indagati. Presa la banda di pakistani che nei giorni scorsi aveva rapito 3 indiani appena approdati a Trieste, un tentativo di sequestro con richiesta di riscatto. Le indagini hanno poi ricostruito la rete di cittadini pakistani che dai campi profughi della Bosnia, in particolare da Bihac, portava in Italia migranti pakistani, nepalesi, afghani, indiani attraverso i boschi di Croazia e Slovenia. A Zagabria i clandestini venivano sistemati in appartamenti, da qui guidati in Slovenia e infine in Italia. Il costo del viaggio variava dai 4 ai 6.000 euro. Uno dei passeur viveva nel campo profughi a Logatec in Slovenia ed è stato arrestato ieri dalla polizia di Capodistria. Un altro, che reclutava i migranti a Bihac, è ricercato dalle polizie croata e bosniaca. Gli altri 5 sono stati arrestati proprio a Trieste. A tutti, oltre il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono contestati i reati di rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate commessi più volte nei confronti di immigrati nei vari paesi. Deleghe di Lega, Forza Italia e Lista Fedriga nelle mani del presidente della regione Massimiliano Fedriga e incontro con la presidente Giorgia Meloni martedì a Venezia a margine del summit L'Italia delle Regioni, che potrebbe risultare decisivo per capire quali conseguenze avrà la crisi di maggioranza aperta proprio dal partito della Premier all'interno della squadra di governo del Friuli Venezia Giulia. Una spaccatura ormai conclamata, con buona pace di chi pensava che le dure critiche del ministro meloniano Luca Ciriani sulla sanità regionale e in particolare sulla finta inaugurazione letteralmente del nuovo ospedale di Pordenone potessero venire archiviate a tarallucce e vino. Pure le parole del presidente però stamani a Linchi in Piazza dell'Unità sembravano preconizzare una pacificazione. È un confronto anche tra idee diverse che magari possono giungere anche a conclusioni diverse, ma sempre dentro il confronto, ed è quello un po' a cui si dovrebbe riabituare il Paese, favorire il confronto e non lo scontro, che non vuol dire, ribadisco, arrivare a posizioni unitarie su tutto, ma vuol dire
dire semplicemente strutturare anche un modello di sviluppo del Paese che possa basarsi su idee diverse, ma a una risposta seria per il Paese, che non può ridursi sempre alla contrapposizione tra forze politiche o tra persone che la pensano in modo diverso. Nel vertice online, scattato alle 14 di oggi, domenica 18 maggio, le posizioni si sono fatte ancora più spigolose fra Lega e Fratelli d'Italia, i due partiti che vantano il maggiore consenso in regione. Ed ecco le decisioni di Carroccio, Azzurri e lista civica del Presidente di rimettere le deleghe, dando la massima fiducia al Presidente sul da farsi. Traducendo, potrebbe addirittura dimettersi, al momento un'ipotesi lontana, ma assicurano i bene informati, questo scossone non passerà senza conseguenze, visti peraltro anche i precedenti attriti sul piano oncologico e terzo mandato. Le dichiarazioni del ministro Ciriani hanno aperto un'irresponsabile crisi di maggioranza, si legge nella nota del segretario regionale del Carroccio Marco Dreosto, parole che rappresentano una forzatura rispetto all'equilibrio e all'autonomia della gestione regionale, mosse più da ambizioni politiche personali che da un reale interesse per il buon governo del territorio. E poi ancora respingiamo esternazioni opache e strumentali che tentano di mettere in discussione l'operato del presidente Fedriga e della sua giunta, che continuano a godere di un ampio consenso tra i cittadini. Se qualcuno, scrive ancora Dreosto, ha la ricetta magica per risolvere tutte le questioni, auspichiamo che se ne assuma la responsabilità. Il segretario regionale di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, riferendosi alle esternazioni del ministro Ciriani, parla invece di posizioni che, seppur espresse in modo incisivo, siano da attribuire a situazioni locali che per nulla scalfiscono la tenuta della maggioranza. Nel ribadire che per Fratelli d'Italia si deve andare avanti a lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia e dei suoi cittadini, mi auguro che un chiarimento sia servito. Forse ne seguiranno altri, ma ricordo in primis a me stesso che la politica vive anche di questi passaggi. Al posto di immaginare oggi papabili candidati per il 2028, spiega ancora Rizzetto, continuiamo ad impegnarci e lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia. Vabbè, Presidente, com'è andato? No, bene, devo dire che come avevo preannunciato ieri all'uscita dall'incontro con la Presidente del Consiglio, la coalizione ribadisce la sua compattezza. Abbiamo, penso, risolto anche quelle incomprensioni che non c'è dubbio sono stati nei giorni pregressi. La coalizione insieme mi ha chiesto di assumere un ruolo aggiuntivo di garante, di arbitro della coalizione, per garantire continuità e rilancio dell'azione stessa dell'amministrazione, e per questo presenterò in Consiglio una mozione sulla quale chiederò la fiducia. Ci sarà un rimpasto di giunta? Non ci sarà un rimpasto di giunta, viene confermata la fiducia a questa amministrazione regionale da parte di tutte le forze di coalizione nell'attuale conformazione. È con queste parole che il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha di fatto archiviato la crisi all'interno della coalizione di centrodestra dopo il tavolo di oggi pomeriggio in compagnia dei segretari regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tutto questo sfocerà poi in una mozione. Il documento programmatico del centrodestra avrà forma di mozione da presentare al Consiglio regionale, su cui il Presidente Fedriga porrà la questione di governo. Al centro di questo documento sarà preponderante il tema sanità. I principi sono appunto quelli che noi dobbiamo lavorare in un clima nel quale tutta la coalizione sia coinvolta, ma tutta la coalizione assuma la responsabilità delle scelte fatte, e per questo tutti i partiti di maggioranza mi hanno chiesto di farne da garante e da arbitro. Il terzo mandato, ieri Zaia ha detto che a livello nazionale si parla di una possibile legge nazionale per il terzo mandato. Sì, noi possiamo ovviamente legiferare. Detto questo, è chiaro che a livello politico, se ci fosse una scelta così a livello nazionale, secondo me velocizzerebbe anche le scelte della regione, non c'è dubbio, perché ovviamente troveremmo un'unità di intenti a livello nazionale e a livello territoriale. Hai sentito col ministro Ciriani? C'è una ipotesi di legge sul terzo mandato a livello nazionale. Ma io non è che so se lo sa Fratelli d'Italia, io leggo le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia che mi sembra abbiano aperto una discussione, parlo dal ministro Lollobrigida all'onorevole Donzelli, si è aperta una discussione a livello nazionale e su questo se ne discuterà. Ha sentito il ministro Ciriani in questi giorni? Non ho sentito il ministro Ciriani in questi giorni, però insomma lo sentirò nei prossimi.
Con la firma dell'accordo ieri nel tardo pomeriggio si è chiusa positivamente la crisi della U-Blocks Italia di Sgonico, acquisita ufficialmente dal gruppo irlandese Trasna. L'atto del passaggio chiude una vertenza durata 6 mesi e salva i 160 posti di lavoro. Ad annunciarlo l'USB. Con il nuovo nome di Trasna Cellular SPA, l'azienda di Sgonico continuerà a svolgere la sua attività di progettazione di prodotti per le telecomunicazioni e per l'Internet delle cose, integrandola però con la gestione della produzione e soprattutto della vendita dei propri prodotti. Una filiera completa, insomma, che per i lavoratori rappresenta una nuova sfida. Comincia una nuova attività perché da adesso in poi ci confronteremo direttamente sul mercato, anche con la vendita dei nostri prodotti, cosa che prima avveniva attraverso la casa madre. Ci inseriamo in un contesto di mercato difficile perché da un lato ci sono i nostri concorrenti cinesi che sono supportati dal governo cinese e dall'altro lato uno dei nostri mercati di riferimento, che è quello americano, statunitense in particolare, è chiuso da tutto quello che sappiamo, dai dazi e queste cose qui. Quindi è una nuova sfida. Secondo USB si apre una prospettiva di possibile crescita occupazionale nel medio periodo che potrà essere accelerata anche dal supporto delle istituzioni, in particolare quello della Regione che, dicono i sindacati, si è già dichiarata disponibile in tal senso. Certo, riguarderà proprio tutti, anzi speriamo di riuscire a recuperare qualcuno che nel frattempo è andato via. Come hanno reagito? Guarda, ti dirò soltanto questo, l'altro ieri, sera, sapevamo che era vicino la conclusione delle cose, è stata organizzata una festa nella sede con grigliata e allegria e concerto, quindi tutti molto bene, direi. Quando si recensisce uno spettacolo come Allegria in A New Light, c'è il rischio che la magnitudo dell'appuntamento ne sovrasti persino l'aspetto artistico, di cui per certi versi è parte integrante. Diciamo subito a scanso di fraintendimenti che lo spettacolo è bellissimo, non solo per l'eccezionale bravura degli artisti, sulla quale comunque, va detto anche questo, Allegria si fonda e prende forma, ma proprio perché, e può sembrare paradossale, nessun numero esaspera le capacità dei performer. Di ciò sono esempi perfetti le gag dei clown, momento più temuto da parecchi spettatori adulti, durante le quali la regola del 3 è rispettata alla perfezione, perché in tal modo uno sketch che ha il compito di interrompere la teoria di numeri acrobatici, che appunto se presentata senza soluzione di continuità rischia di sembrare dilatata all'infinito, crea la giusta attesa per ciò che verrà dopo. È logico che Allegria punti tutto sulla precisione degli acrobati e che il pubblico se l'aspetti. Pure, seguendo la lezione di Fred Astaire, tutto sembra accadere per caso, anche se sappiamo benissimo che tutto è stato stabilito da prove su prove, che il piede dovrà toccare quel punto preciso della trave oppure atterrare in quel punto preciso del palcoscenico. Allegria in A New Light, che resterà a Trieste come noto fino al 31 luglio, è perciò in definitiva un'esperienza, forse la più completa, del significato stesso di essere spettatore, ed è perciò questa una di quelle esperienze per le quali vale la pena di dire io c'ero. E l'allegria è dai giovani, e l'allegria è dai giovani, sì, proprio, non poteva essere dai giovani, e no dai vecchios maridas. Nessuno meglio di Gianola Nonino poteva in musica condensare lo spirito che serpeggiava ieri sera lungo il red carpet di Allegria, una serata all'insegna del divertimento e dell'impegno, palesatosi con i numeri affidati agli artisti del Cirque du Soleil. E se è ben vero che Nonino significa anche impegno, pure l'arrivo del Cirque è stato possibile grazie al lavoro di più realtà. Intanto la presenza della compagnia canadese nella nostra città si inquadra a sua volta in un momento molto particolare per il Friuli Venezia Giulia, perché da qualche tempo, anche grazie a grandi e persino più piccoli eventi, la regione più a est del settentrione si sta ritagliando uno spazio sempre più preciso e proprio. Il Friuli Venezia Giulia penso che stia acquisendo una grande riconoscibilità attraverso una promozione che facciamo diretta, ma anche attraverso i grandi eventi che avvengono in questa regione e cresceranno sempre di più. Per non dire della città, che grazie alla permanenza di un mese di Allegria in A New Light godrà di un'esposizione mediatica non indifferente. Avremo anche delle sorprese nei prossimi giorni per come sarà ancora più conosciuta nel mondo proprio grazie al Cirque.
E soprattutto la città scopre uno spazio che non conosceva, perché credo che per tutti quelli che sono entrati questa sera e che entreranno in tutte le prossime repliche in questo spazio, scopriranno uno spazio che non si conosceva. Infine il sito, che è stato dato in concessione al Teatro Stabile dalla Coop proprietaria, anche in questo caso con una prospettiva ben precisa per garantire alla città un nuovo e chissà, forse non temporaneo asset. E bisogna valorizzare questa città che è bellissima, cercare di essere vicini alle istituzioni, essere vicini alla gente e quindi ben contenti di dare una mano per come possiamo e se possiamo anche di più. L'attesa sta per finire quando i fan arrivati da ogni angolo d'Europa si accalcano ai cancelli dello stadio dedicato al Paron. Il Rocco sembra il Maracanã, ma non per una partita di calcio, bensì per lo spettacolo del più grande intrattenitore di folle su scala globale. Ci si stringe sul prato, pronti a scatenarsi tra cori e balli sfrenati. Poi, finalmente, arriva lui. Robbie Williams atterra sul palco in tenuta spaziale per la nuova hit Rocket e i 28.000 spettatori vanno letteralmente in visibilio. E lo stesso artista di Stoke-on-Trent a dichiarare di voler dimostrare in 2 ore cosa significhi fare spettacolo. E la formula è di quelle in grado di smuovere anche i meno avvezzi al genere. Band di livello assoluto, ballerini e coriste che da sole potrebbero tenere vocalmente in piedi il concerto. Del resto l'autodichiarazione di essere un intrattenitore toglie all'ex Take That qualsiasi laccio artistico ed ecco che gli si perdona pure il non essere più, squisitamente come cantante, quello della Royal Albert Hall. In sintesi, con quella capacità magnetica di coinvolgere quello spirito guascone nel riuscire ad allacciare un rapporto con il pubblico e tutta la sarabanda alle spalle, sostanzialmente vale tutto, pure inserire in mezzo a pezzi suoi che hanno fatto la storia come Angel, una serie di cover a tutto spiano ed ecco che i più âgés riscoprono la potenza di Bon Jovi, i più giovani si balla, si urla e via andare. Su un palco che cambia da quello principale gigatonico a quello più raccolto in mezzo al prato, Williams cambia toni e atmosfere della serata, parlando di se stesso dai tempi della boy band ai 51 anni attuali, snocciolando Strong, Supreme e Rock DJ, una vera e propria festa che accontenta tutti e lascia l'eredità di una serata che rimane tra gli eventi top ospitati a Trieste. Erano da poco passate le 13:30 quando a pochi metri dal luogo del divertimento estivo per antonomasia, la Riviera di Barcola, su un sabato pomeriggio che appena iniziava ad essere baciato dal sole si è abbattuta la tragedia. Un uomo di 58 anni è morto, 2 persone sono state trasportate all'ospedale, una in codice rosso dopo essere stata intubata sul posto in seguito ad uno spaventoso incidente. Impressionanti le immagini cui hanno assistito i primi soccorritori, avvenuto subito dopo il bivio, poco distante dalla fermata dell'autobus. La dinamica dell'accaduto è il vaglio della polizia locale. Sul posto con 3 ambulanze, un'automedica, un'uscita dei vigili del fuoco e in un secondo tempo i carabinieri. Secondo le prime parziali ricostruzioni, la vittima, a bordo di uno scooter assieme alla moglie, è stata centrata da una moto. La moglie della persona deceduta, una 53enne, ha riportato la frattura del femore ed altri traumi. Il conducente della moto, un giovane, è in gravissime condizioni. Il padre del ragazzo seguiva il figlio, anch'egli a bordo di una moto, ma è riuscito ad evitare l'impatto. Per fortuna in quel momento il traffico lungo quel tratto di strada era minimo, altrimenti la portata dell'accaduto avrebbe assunto proporzioni ancora più drammatiche. Per consentire i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto, la strada costiera è stata chiusa al traffico. Al bivio le automobili venivano obbligate all'inversione e a tornare indietro.
Piove sul bagnato, sul porto di Trieste. Se l'indagine a carico del commissario è stata una doccia gelata, le dimissioni presentate oggi da Antonio Gurrieri sono una tempesta. L'ormai ex commissario straordinario dell'ente fa un passo indietro e rinuncia alla candidatura per diventare presidente dell'autorità di sistema portuale. Lo ha comunicato oggi in una nota inviata al ministro Salvini e al presidente della regione Fedriga. Gurrieri ha così dichiarato: prendo atto del clima che si è venuto a creare, in parte alimentato da interessi che nulla hanno a che fare con il bene del porto, e ritengo che il miglior modo per proteggere l'ente e le sue prospettive di crescita sia oggi fare un passo indietro affinché l'attenzione torni dove deve, sul futuro dello scalo e della sua comunità. La scelta, viene spiegato in una nota, è maturata in autonomia con l'intento di tutelare l'istituzione in un momento in cui l'attenzione pubblica rischia di allontanarsi dal merito dell'azione amministrativa e strategica in corso. Dunque si è deciso un passo indietro per consentire all'autorità portuale di continuare a lavorare nel clima più disteso possibile, nell'ottica di traguardare le sfide che attendono i porti di Trieste e Monfalcone. La mia carriera, ha aggiunto il manager, lungo oltre 30 anni in questo ente, si è sempre contraddistinta per l'osservanza delle regole e il rigore istituzionale. In questo contesto ribadisco che non sono indagato né per le mie attività passate presenti presso il porto né per il mio incarico in Alpe Adria, ma per questioni private su cui farò chiarezza. Da quando è stato candidato alla guida dell'autorità, Gurrieri è stato al centro di polemiche e di pressioni politiche. Di recente era stata resa l'inchiesta giudiziaria aperta a suo carico per presunti illegittimi proventi di consulenza versati su una sua società non legata all'attività dello scalo. Gurrieri ha spiegato di aver scelto di rassegnare le dimissioni per senso di responsabilità. Così conclude l'ex commissario. Ringrazio sentitamente tutta la comunità portuale, le rappresentanze sindacali, i dipendenti dell'autorità e le istituzioni per la collaborazione e la fiducia dimostrata. Resto convinto che il porto di Trieste continuerà ad affermarsi come motore strategico e internazionale del paese e non dimenticherò le persone che mi hanno sostenuto con affetto in questo periodo. Martina Opelli questa mattina è morta in Svizzera, dove ha potuto accedere al suicidio medicalmente assistito. Affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, l'architetto triestino aveva ricevuto lo scorso 4 giugno il terzo diniego da parte di Asugi in merito alla verifica delle condizioni per accedere nel nostro paese al trattamento di fine vita. In quell'occasione aveva annunciato la sua ferma intenzione di ottenere all'estero di porre fine alle proprie sofferenze. Accompagnata da 2 iscritti a soccorso civile, l'Associazione per le disobbedienze civili sul fine vita di cui Marco Cappato è il rappresentante legale, Martina Opelli si è recata in Svizzera prima di conoscere i risultati dell'opposizione al diniego, presentata lo scorso 19 giugno e accompagnata da una diffida nei confronti dell'azienda sanitaria. Secondo l'associazione, le sofferenze erano divenute intollerabili, attendere altro tempo per la risposta sarebbe stato impossibile. Asugi, ricorda l'associazione Luca Coscioni, non ha ritenuto che Martina Opelli fosse sottoposta ad alcun trattamento di sostegno vitale, nonostante la dipendenza dall'assistenza continuativa dei caregiver e da presidi medici quali farmaci, catetere e macchina della tosse. 31 persone hanno offerto un aiuto logistico ed economico a Martina Opelli. L'associazione Luca Coscioni ne renderà noti i nomi. Domani alle 13:30 al Caffè San Marco, nel corso di una conferenza stampa, saranno forniti altri dati in merito alla vicenda. Ecco gli elicotteri della protezione civile della regione che di fatto stanno facendo la spola tra il mare e la rocca di Monfalcone. Lo vedete qui in alto l'elicottero che sorvola Piazza della Repubblica per gettare acqua sulla zona ancora in fiamme. Una situazione difficile, tantissime diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono all'opera in questo momento proprio per garantire lo spegnimento dell'incendio il più velocemente possibile. Ora fra Trieste e Lisontino è emergenza incendi, un altro episodio dopo quelli dei giorni scorsi, questa volta a farne le spese è l'area carsica sotto la rocca di Monfalcone, simbolo della città. Erano le 11 circa quando è scattato l'allarme.
Le altissime temperature e i cambi di direzione del vento hanno favorito il veloce propagarsi delle fiamme che hanno letteralmente circondato la rocca. Tutto il centro di Monfalcone è stato invaso dal fumo. Imponente il dispiegamento di forze messo in campo, le operazioni di spegnimento hanno visto impegnate prima le squadre dei Vigili del Fuoco di Monfalcone e Gorizia insieme ai volontari della Protezione Civile e alla Forestale, poi sono arrivati rinforzi anche da Trieste, Udine e Pordenone. Fondamentale il lavoro dei 2 elicotteri regionali che hanno potuto raccogliere l'acqua dal vicino canale Valentinis. Siamo sotto la rocca di Monfalcone dove i pompieri stanno ancora domando le fiamme, ancora tantissimo fumo a invadere tutta l'area. Le squadre di Trieste, di Gorizia e di Monfalcone sono impegnate per lo spegnimento del rogo sul Casso in tutta l'area boschiva intorno alla rocca di Monfalcone. Sul posto naturalmente anche la Polizia di Stato che presidia il territorio, così come anche la Polizia locale che ha chiuso le strade, le vie limitrofe attorno a quest'area, naturalmente per motivi di sicurezza. Gli operatori li vedete al lavoro anche all'interno della boscaglia con le pompe per spegnere i focolai che prendono vigore. Alle 13 il rogo era circoscritto, ma il continuo soffiare del vento alimentava piccoli focolai. Nel primo pomeriggio la situazione è stata dichiarata sotto controllo. Le operazioni sono andate avanti per tutto il giorno, fino a sera, con gli elicotteri che hanno continuato a sorvolare la rocca per gettare acqua. Così come anche a terra procedevano le operazioni di bonifica per proteggere l'ampia area boschiva e scongiurare il riacutizzarsi delle fiamme. Al vaglio dei Vigili del Fuoco le cause che hanno generato il rogo. Associazione con finalità di terrorismo internazionale, addestramento ad attività di terrorismo, istigazione a delinquere, apologia del terrorismo, il tutto aggravato dall'aver utilizzato strumenti informatici. Sono pesantissime le accuse nei confronti di un 25enne di origine pakistana arrestato stamani dal ROS dei Carabinieri di Udine, coadiuvato dal Comando Provinciale di Trieste e da squadre del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia. I risultati dell'operazione Medina sono stati resi noti oggi durante una conferenza stampa. L'indagine è partita dal monitoraggio consueto che i carabinieri del ROS effettuano anche sul web relativamente a soggetti potenzialmente a rischio radicalizzazione. Il terrorismo purtroppo è posto in essere in Europa e purtroppo l'abbiamo visto in vari paesi come in Francia e in Belgio, anche composto da azioni isolate, di persone isolate che appunto non si integrano nel territorio in cui vivono e devono essere monitorate e controllate e una volta identificate devono essere in qualche modo bloccate. Il giovane era entrato in Italia nel 2023 proveniente dalla rotta balcanica dichiarando false generalità e di essere minorenne per poter richiedere la protezione internazionale. L'arrestato, religioso ma non frequentante la comunità islamica cittadina, era ospite dell'ICS che, come ha sottolineato il maggiore Marco Lombardo del ROS di Udine, è risultata totalmente all'oscuro dei fatti contestati. L'ICS ha poi specificato che nulla nel comportamento dell'uomo lasciava pensare agli sviluppi resi noti oggi. Postava sul web attraverso vari account, tutti a lui appunto riconducibili, video, post inneggianti alla Guerra Santa, all'ISIS, si dichiarava quindi adepto e aveva vari follower, commentava questi video, alcuni anche li postava, li trasmetteva, alcuni anche di contenuto molto violento. Di recente il 25enne aveva dimostrato interesse all'apprendimento di tecniche utili alla fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, alla ricerca di armi da fuoco e da riferimenti specifici al martirio. Da qui la necessità di intervenire con l'arresto. Arresto avvenuto all'interno dell'abitazione che l'uomo condivideva con altre 3 persone al momento estranea a quanto accaduto. Non risulta coinvolto, come ho detto, risulta coinvolto allo Stato solamente lui. A disegnare il profilo di un lupo solitario, secondo i carabinieri, sarebbe stato
anche il comportamento dell'arrestato, Schivo, disinteressato ad inserirsi nel tessuto sociale, dato che però ICS contesta, nonché ad imparare la lingua italiana e appunto molto attivo in rete, dove interagiva con soggetti localizzati all'estero che condividevano gli stessi ideali di violenza, odio nei confronti dell'Occidente e contenuti di propaganda jihadista di connotazione terroristica. Lunedì prossimo, con tutta probabilità, si terrà l'interrogatorio di garanzia. Eviterei anticipazioni. Comunque i casi di successo nel nostro Ministero sono incoraggianti. Penso che anche in questo caso ci sarà un modello di successo. Solo ieri il ministro delle imprese Adolfo Urso si diceva ottimista sul felice epilogo della vicenda dell'ex Flex di Trieste, ora Adriatronics. Oggi l'accordo raggiunto è stato illustrato al tavolo convocato al Ministero a Roma. Il fondo Faircap, attuale proprietario, cede il sito produttivo tramite trasferimento di ramo d'azienda alla StarTech Industries SRL. L'intesa prevede l'integrale salvaguardia dei 333 dipendenti, con prospettive di crescita fino a 420 addetti e un piano di oltre 80 milioni di euro di investimenti in Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio, StarTech andrà a produrre nel sito triestino trasduttori ottici di terza generazione per i data center. Dal punto di vista occupazionale, come detto, l'azienda prevede l'assorbimento totale dell'attuale forza lavoro, che manterrà inalterati i diritti d'anzianità e retribuzione, sottolineano i sindacati FIM, FIOM, UILM e UGL, con la prospettiva di un incremento a pieno regime. Oggi scriviamo un'altra pagina di politica industriale che impatterà positivamente, come già accaduto per Varsila, su questo territorio. Abbiamo centrato l'obiettivo, ha commentato il ministro Urso al tavolo insieme alla Regione, con gli assessori Rosolena e Bini, i sindacati e Confindustria Alto Adriatico. Tra i possibili clienti ci sono tra gli altri Google, Intel, Leonardo e Fincantieri. Tutte le parti al tavolo hanno espresso soddisfazione per una notizia che dà nuova prospettiva al sito di Trieste, giudicato strategico dal governo italiano, e salvaguarda l'occupazione e le competenze del personale. Che invece oggi ho visto che già ieri, dopo un quarto d'ora dalla pubblicazione delle sentenze, chi chiedeva le dimissioni del sindaco o del sottoscritto, insomma, ecco, è meglio che raffreddi un po' gli animi bollenti e pensi di più al futuro della città e non a proclami inutili. Questa è la risposta politica dell'assessore al bilancio con delega al Porto Vecchio Everest Bertoli il giorno dopo le sentenze del TAR del Friuli Venezia Giulia, che in merito al progetto Cabinovia ha accolto parte dei 5 ricorsi presentati dai residenti a rischio esproprio, oltre che dall'IPU, WWF e Legambiente. Il Tribunale con questa emanazione ordina l'annullamento delle procedure di vinca di terzo livello e VAS, rendendo ora come ora superfluo il lavoro del Consiglio Comunale per l'approvazione della variante urbanistica. Tanto Bertoli quanto l'assessore Lodi a ogni modo predicano prudenza, poiché la sentenza è corposa e articolata, per cui è necessario attendere l'esame dell'avvocatura comunale. Sono 242 pagine di sentenze, erano 25 i motivi dai quali mi risulta che 23 sono stati respinti. L'avvocatura comunale in questo momento sta lavorando per fornirci un quadro completo. Non appena sarà terminata questo lavoro sicuramente parleremo per esprimere un giudizio compiuto e capire e decidere i passi futuri su questa importante opera. Io direi di tenere i piedi per terra. Ovviamente ci sono queste pronunce del TAR, bisogna prendersi il tempo di valutarle da un punto di vista di legale, quindi con l'avvocatura del comune in queste ore si riunirà e sta già approfondendo, ma si riunirà per valutare l'esito di questi procedimenti e quindi le pronunce del TAR stesso. Sono sentenze comunque articolate che quindi vanno sicuramente approfondite e che riguardano procedure sia comunali che regionali, quindi la VAS e la Vinca. Per quanto riguarda il comune, quindi gli atti che riguardano l'annullamento degli atti del comune, ovviamente noi faremo le nostre valutazioni previo parere dell'avvocatura. È evidente, parlano gli ultimi 50 anni, che determinati progetti che non siano l'assoluta ordinaria manutenzione di un edificio, quando un progetto va verso lo straordinario, in questo paese, ma soprattutto in questa città, ha delle difficoltà enormi da un punto di vista politico e da un punto di vista, e ripeto, non ho letto cosa hanno scritto i giudici, e da un punto di vista amministrativo.
Non nascondo che siamo soddisfatti dell'esito delle sentenze. Certo è che la constatazione che dobbiamo fare è che sono passati già 4 anni e stiamo ancora discutendo dello stesso problema. Ma è una vittoria politica, ma è una vittoria triste. È una vittoria triste perché per dare ragione alle migliaia di cittadini che sono scesi in piazza tante volte in questi anni, al 73% che si è espresso in un sondaggio contro l'Ovovia, è servita un giudice. Comitato Novo Via e opposizioni accolgono con favore la notizia delle sentenze del TAR che annullano la Vinca regionale e la VAS comunale sul progetto dell'impianto Mare Carso. Rimane il rammarico del tempo e delle risorse perse su un'opera giudicata fin dall'inizio costosa e dannosa per l'ambiente, non utile ad affrontare i problemi della mobilità cittadina. Ci è stato detto che eravamo rosiconi, che eravamo bugiardi, che eravamo incompetenti. Alla fine quest'opera si è rivelata insostenibile e un errore. Purtroppo la Giunta di Piazza ha fatto perdere 50 milioni di fondi a questa città. Ci vorrebbe un momento di riflessione seria, di capire cosa è successo veramente affinché queste cose non si ripetano più. Non solo dal PD ma da tutte le forze politiche dell'opposizione arriva il ringraziamento alla tenacia del Comitato Novo Via con una menzione particolare al lavoro svolto dallo scomparso professor Fermeglia sulle emissioni di CO2. Ora la richiesta è che si chiuda definitivamente con il progetto. Tutto quanto abbiamo fatto dal discorso sui fondi PNR che si è dimostrato vero a questo discorso qui sulla via, sulla VAS, in memoria anche di Maurizio Fermeglia sulla CO2, è stato dimostrato che il calcolo che ha fatto la Regione non è fondato. Però è venuto il momento, e io spero che anche il Presidente Fedriga faccia mea culpa, di rimetterci magari a lavorare insieme per far sì che queste risorse adesso vengano spese per una mobilità sostenibile, moderna, in maniera tale che ci lasciamo alle spalle queste polemiche, magari con una missione di responsabilità da parte del sindaco. Si chiamava Marta Gianelli e aveva 25 anni, la ragazza di Melzo in provincia di Milano, morta ieri sera dopo essere stata investita da una jeep in via Fabio Severo. Il terribile incidente è avvenuto verso le 10:40 all'altezza del civico 65. La studentessa universitaria stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali ed è stata travolta dal SUV nero condotto da un triestino di mezza età che procedeva in salita. Alla drammatica scena hanno assistito alcuni ragazzi che si trovavano all'esterno di un locale vicino all'angolo con via Marconi, molto frequentato dagli universitari. Io stavo parlando qui con il mio amico del marciapiede, guardando verso la via qua di fronte a noi, e questa macchina a velocità non troppo sostenuta ma probabilmente oltre il limite, dalla coda dell'occhio l'ho vista colpire completamente lo spartitraffico e poi girando appunto la testa per l'urto ho visto la ragazza distesa per terra. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la giovane è stata sbalzata in avanti di una ventina di metri. Non ci sarebbero segni di frenata sull'asfalto, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale accorsa sul posto. Dopo aver travolto la ragazza, il conducente ha sterzato, finendo contro i paletti dell'isola pedonale al centro della carreggiata. La studentessa è stata subito soccorsa da un medico che passava a piedi e le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo anche dopo l'arrivo dei sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Troppo grave il trauma cranico riportato dalla giovane, che è morta poco dopo. L'automobilista sotto shock non sarebbe stato in grado di fornire tutti i dettagli di quanto accaduto alla polizia locale, che dopo aver raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi prosegue ora le indagini. La strada è rimasta chiusa per più di un'ora. Prima eravamo amici e dopo eravamo papà e figlio, oltre che condividere anche il lavoro insieme e le passioni comuni, la Triestina, la Juve, il rally e la pesca soprattutto.
Queste le parole di un padre che con il figlio aveva davvero un rapporto speciale, quelle di Fabio nel ricordare la scomparsa di Aron Ursic, 31enne triestino morto mentre si trovava in apnea in un sopralluogo per una gara di pesca subacquea nelle acque a nord delle Secche di Vada, in provincia di Livorno. Lo sportivo era in compagnia di 2 amici, entrambi coetanei di Trieste, che non lo hanno visto riemergere. I compagni si sono immediatamente reimmersi e hanno rinvenuto il pescatore già sdraiato sul fondo a una decina di metri di profondità con la zavorra ancora addosso. Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi e la successiva rianimazione. I sanitari pensano ad un malore improvviso. Aron lascia la moglie e una figlia di 2 anni, lavorava con suo padre da Trieste Gomme, il negozio di pneumatici di Via Flavia. Vivevamo 12 ore al giorno insieme in officina con i nostri litigi, però erano taccai tanto taccai, poi adesso che è arrivata nipotina, questa è la gioia più bella. Adesso dovremmo dedicarsi assolutamente a Coral. A ricordare Aron Ursic anche la sorella Tarin. Io credo profondamente che una persona non muore fino a quando viene ricordata, quindi ci impegneremo tutti il più possibile per portare il suo ricordo più avanti possibile, ma soprattutto spero che ogni morte che avviene sia seguita da una lezione per migliorarci, per imparare, per approfondire, per evolverci, perché altrimenti tutte queste morti casuali saranno davvero avvenute invano e quindi spero che sia tutto stimolo per un miglioramento e per andare avanti. Tra le tante passioni che papà Fabio e Aron condividevano c'era, oltre a quella per il calcio e la pesca, anche quella per i motori, ma quella C2 già preparata per cimentarsi assieme nel mondo del rally purtroppo non potrà più ospitare nell'abitacolo entrambi. Questa è una roba che non arriverò a fare, ma era assolutamente da fare una gara insieme almeno. Con invece del fianco, ma volevo farlo guidare a lui. Questo era un desiderio che non arriveremo a fare. Nei prossimi 3 anni avrà la sfida più importante, non solo dico per consolidare, ma per continuare questa crescita. In 10 anni ha lavorato alla crescita dell'aeroporto regionale, ora si prepara a diventare il nuovo presidente dei porti di Trieste e Monfalcone. E sul nome di Marco Consalvo, attuale amministratore delegato del Trieste Airport, che si sarebbe raggiunta l'intesa fra Ministero delle Infrastrutture e Regione. Ma la parola fine sulla travagliata vicenda della presidenza del porto, dopo le dimissioni di Zeno D'Agostino a giugno dell'anno scorso, non si può ancora dire, perché la nomina diventi effettiva sono necessarie audizioni e voto del candidato nelle 2 commissioni competenti di Camera e Senato. Necessaria dunque la proroga dell'attuale commissario straordinario Liguori, il cui mandato è scaduto ieri. Ma più dei passaggi istituzionali a tenere con il fiato sospeso sono le frizioni politiche, in questo caso tutte interne alla Lega, posto che la casella Trieste nello scacchiere nazionale è assegnata proprio al Carroccio. Da un lato l'europarlamentare Anna Cisint sosteneva l'avvocato Massimo Campailla, apprezzato anche da diversi operatori portuali, dall'altro il governatore Massimiliano Fedriga ha invece scelto Marco Consalvo, opzione che ha avuto la meglio presso il Ministero. L'accelerata, secondo le indiscrezioni, sarebbe arrivata dopo l'ormai famosa foto della polenta Pontida, con Campailla in compagnia di Cisint e del segretario regionale della Lega Marco Dreosto, il quale oggi in una nota respinge con fermezza ogni insinuazione sulle divisioni interne al partito. Nessuna ingerenza o pressione esterna, dice, ma una procedura volta a dare al porto una guida stabile. Marco Consalvo è amministratore delegato dell'aeroporto dal 2015 su nomina della giunta regionale di centrosinistra di Deborah Serracchiani, riconfermato da Fedriga, a riprova di una stima trasversale che potrebbe avvicinarlo al profilo di Zeno D'Agostino. Quest'anno il Trieste Airport ha superato ogni record di passeggeri, diventando il secondo scalo europeo delle sue dimensioni con la crescita percentuale maggiore.
Questo è il video shock dell'assalto alla stazione centrale di Trieste da parte di esponenti di collettivi locali e di un gruppo di cittadini stranieri che si sono staccati in testa al corteo Propal di ieri sera, che hanno provocato poi la rottura delle entrate d'ingresso laterali lungo Viale Miramare e il ferimento dell'agente della Polfer, l'uomo che cade a terra nelle riprese. Fatti documentati in diretta dalla nostra emittente nel telegiornale serale di giovedì 2 ottobre. Gianluca, restiamo sui manifestanti, qui si scappa perché c'è il lancio in questo momento di lacrimogeni. Vedi Gianluca? Riesci a inquadrare? Ok, lancio di lacrimogeni evidentemente da parte della polizia. Dietro c'è il cordone di polizia e questi sono i vetri infranti da parte dei manifestanti nel tentativo di entrare all'interno della stazione di Trieste. Vedete cocci di vetro e di cristallo dappertutto, lo scudo di uomini della polizia dietro che hanno risposto, diciamo così, all'assalto dei manifestanti con il lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Questa è la situazione che vi possiamo documentare in diretta qui e qui dall'altra parte vedete gli agenti che presidiano la stazione centrale di Trieste. Oltre 5.000 persone oggi hanno sfilato nel corteo in centro città il grido Palestina libera, basta genocidio a Gaza. In testa agli studenti, numerosissimi, con striscioni, bandiere e soprattutto con voce squillante e animo partecipativo. Scendere in piazza, mostrarsi, urlare a gran voce quello che il nostro governo cerca di svilire in tutti i modi. Significa non essere complici del genocidio. Il messaggio era chiaro, i colori, la musica, gli slogan hanno accompagnato una mattinata che ha visto il centro città palcoscenico della protesta. Noi studenti siamo oggi qua in piazza anche per dire che noi di Palestina nelle scuole vogliamo parlarne. Qui ci sono persone, famiglie, bambini, donne e uomini che vogliono chiedere con forza a tutti i governi, anche al governo italiano, di fare la propria parte perché a Gaza cessi il fuoco, perché finisca quella carneficina e perché si possa tornare a vivere in pace in un territorio martoriato. Qui ci sono lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, famiglie, questa è la parola che vogliamo, pace, lo vedete anche dalle bandiere. Abbiamo condiviso il fatto che siano gli studenti e le giovani generazioni ad aprire questo corteo perché è un bel segnale. Rispetto al fatto che si dice sempre che i giovani non sono impegnati né politicamente né idealmente, ecco questa è la risposta. Il lungo serpentone è partito da Largo Tomizza, ha percorso le vie Giulia, Battisti, Carducci, poi da Piazza Goldoni verso Corso Italia per poi entrare in via San Spiridione, girare in via Milano e arrivare in piazza Oberdan sotto la sede del Consiglio regionale, dove al microfono si sono alternati gli interventi di studenti, politica, sindacato e associazioni. Una donna come Presidente del Consiglio che non è né cristiana né una madre per le cose che lei afferma. È una bugiarda, è una bugiarda. Siamo noi i pacifisti, siamo noi il futuro di questa nazione. Noi siamo qui oggi per schierarci dalla parte giusta e questo va fatto il prima possibile. Un segnale immediato per farlo è riconoscere Gaza e la Palestina come entità autonoma, cosa che ancora non siamo riusciti a fare perché vorrebbe dire metterci in una posizione scomoda. Il corteo è stato uno dei più partecipati degli ultimi anni e si è svolto in totale serenità, senza alcun momento di tensione, come i proponenti avevano raccomandato e auspicato. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. La Barcolana è un affare di famiglia, B come Benussi, nello specifico F come Furio, M come Marta, G come Gabriele. E chissà che in futuro non si aggiungano altri eredi sempre guardando al cielo, da dove soffia il borino dal sorriso di nonno Dario. Non può essere che questo l'incipit di una regata vinta per la terza volta di fila, la quarta della sua storia da Arca SGR, timonata da Furio Benussi, che ha avuto come unico vero avversario la figlia Marta, con in pozzetto zio Gabriele
Gabriele a bordo di Marta 07, l'imbarcazione votata alla crescita dei giovani talenti della vela nostrana, con il team Young, zeppo di studenti dell'Istituto Nautico. Una prova di destrezza per le due big e per Prosecco Doc, il maxi degli armatori Claudio De Martis e Pompeo Tria, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Una regata risolta dai due Benussi, padre e figlia, subito dopo il passaggio alla prima boa con una tattica magistrale. Mentre il vento, inizialmente a 6 nodi, girava di 20 gradi, entrambi gli scafi si trovavano nella posizione ottimale per passare il disimpegno a boa 2. Il resto della flotta invece è rimasto bloccato in un buco di vento, con il conseguente gap fra le prime due e tutte le altre. La lotteria di Eolo ha messo in difficoltà Prosecco, girato in sesta posizione, mentre brillante terzo al primo passaggio di Ancilla Domini, con al timone Andrea Illi, ottimo ottavo alla fine. Dunque una regata spaccata a metà, mentre le prime due trionfavano, le altre lottavano per il piazzamento. Ed ecco che dietro a Prosecco ci sono Nice, l'imbarcazione delle fiamme gialle, Blue Next, Shining, Anemos Seconda, Ancilla Domini, tutta Trieste, Adriatic Europa, Anywave e 12° lo scafo targato Fincantieri. Poi la lotta di banchina, di circolo, di compagni di pontile tra i 1865 scafi iscritti e le 15.000 persone a bordo che hanno goduto di una giornata ideale per la vela. Caldo quasi estivo, vento il giusto per non esagerare e il giusto mix fra tecnica e festa, fra Pozzetto e Cambusa. Noi siamo quei dell'altra barcolana. Per poter fare la barcolana è necessario sottoporsi a un'attenta visita della prostata. E dus mi clamin conta e nie c'è conta, oi c'è mil morosis, oi c'è mil morosis. Oltre 170.000 telespettatori hanno seguito l'altra barcolana, la mega diretta andata in onda sia su Tele4 che su TV12, che ha inanellato un altro record ascolti. Del grandissimo Moro di Venezia e dello storico skipper qui oggi con noi, Paul Garbar. Moro di Venezia col gennaker aperto. Onde. Fortissimo, il mare mosso. Mamma mia. Movimento. C'è che ha il solo ricordo. La trasmissione Festa, il terzo anno di successi, che dalle 8 del mattino alle 13:40 ha celebrato la città della Bora, raccontando tutto quello che succede prima, durante e dopo la Coppa d'autunno. Un evento a cui ogni anno partecipano equipaggi che non arrivano solo dall'intero nord-est italiano, ma da ogni angolo d'Italia e del mondo. Tutti dello Yacht Club Lignano. Viva lo Yacht Club Lignano! Un equipaggio giapponese. Sakura. È qualcosa di tipico padovano. Di tipico padovano. Padova. Beh, facciamo un classicone. Volare. Tipico. L'altra barcolana interpreta a pieno proprio questo spirito multisfaccettato che ricomprende sport, festa popolare, chiamata a raccolta del mondo della vela alla fine della stagione di regate. Ed ecco allora gli abbordaggi in mare, la scanzonata ironia, il racconto dei big in testa alla competizione e tanto divertimento. Pronti dunque per seguire in diretta su Tele4 l'operazione di brillamento in mezzo al Golfo di Trieste a 28 anni di distanza dall'ultima operazione del genere. Eccolo! Lo sbuffo bianco, l'effetto fungo dell'acqua in mezzo al Golfo, e il Bomba Day è ufficialmente terminato con il brillamento in mezzo al mare. Devo dire che l'effetto effettivamente penso sia stato visibile da tutta la città di Trieste. Sono le 12:40 quando si conclude il Bomba Day a Trieste. Il residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, trovato esattamente un mese fa durante i lavori di ampliamento del sistema ferroviario in porto, viene fatto brillare a circa 3 miglia di distanza dalla costa al centro del Golfo, dopo un'operazione a lungo programmata e iniziata alle 6:30 di questa mattina, con l'evacuazione di circa 1.000 residenti dalla cosiddetta zona rossa tra Campomarzo e Campi Elisi. L'esplosione a 10 metri di profondità provoca un fungo in mezzo al mare alto 70 metri e visibile da molte zone della città.
Un'operazione seguita in diretta da Tele4 in ogni sua fase. Dopo essere stata disinnescata in tempi da record dal genio guastatori di Udine, la bomba è stata rimorchiata con l'ausilio di palloni gonfiabili galleggianti da un gommone della Capitaneria di Porto, scortato da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. In precedenza erano state adottate da parte della Direzione Marittima tutte le cautele per tutelare l'ambiente e la fauna marina. Il Nucleus Dye ha messo a punto delle microcariche per allontanare i pesci e quindi per fare il minor danno ambientale possibile. Tempistiche, così capiamo anche noi? E abbiamo necessità di fare almeno 2 ore di rimorchio perché dovremo procedere a lentissimo moto e quindi abbiamo poi necessità di assicurarci che nessuno si avvicini alle nostre unità che navigheranno. A quante miglia più o meno? 2 miglia, 3 miglia al massimo. Oltre alle microcariche, le motovedette hanno perlustrato la zona per accertarsi che non fossero presenti delfini o cetacei. Allontanatisi anche i sommozzatori, alla fine la bomba è stata fatta brillare. Si è consumato qui al pieno centro di Muggia, nello stabile alle mie spalle, il civico 3 di piazza Marconi, questo infanticidio. Una donna di 55 anni di origini ucraine ha sgozzato il figlio di 9 anni all'interno dell'appartamento, come detto, in pieno centro di Muggia in piazza Marconi. Una dinamica che ha mandato in profonda tristezza la cittadina di Muggia, uno scoramento anche da parte del sindaco Paolo Polidori, un'incredulità per un gesto così efferato e così orribile ai danni di un piccolo di 9 anni conosciuto nella comunità muggesana. Il fatto è da ricercare all'interno di una situazione familiare delicata e per certi aspetti complessa. La donna era seguita dalle politiche sociali del comune di Muggia. L'allarme è scattato attorno alle 22 quando il padre, un uomo triestino di 58 anni, non riuscendo a contattare né il figlio Giovanni né la madre Olena Stasiuk, 55enne di origini ucraine, al momento della riconsegna prevista per le 21, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti e del commissariato di Muggia, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e hanno rinvenuto il corpo del bambino che presentava ferite da arma da taglio al collo. La madre era in stato di shock e con tagli alle braccia, è stata soccorsa dai sanitari e portata all'ospedale di Cattinara. Le prime indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica e condotte dalla squadra mobile con il supporto della polizia scientifica, hanno permesso di attribuire le responsabilità del gesto alla donna, che avrebbe tentato anche di togliersi la vita. Il nucleo familiare, come confermato dalla questura, era seguito da anni dai servizi sociali del comune di Muggia. Una storia di quelle che mai si penserebbe che finisse in questo modo. Avevo parlato subito stamattina, abbiamo già avuto una riunione con i servizi sociali e quindi una situazione seguita ma non drammatica, per cui anche loro sono rimasti assolutamente spiazzati da questo dramma. Purtroppo una tragedia che ovviamente toccherà tantissime persone. Adesso ho detto subito, visto che la notizia sta andando avanti a una velocità impressionante, ovviamente di cercare di tamponare con i compagni di classe, con gli insegnanti, con il papà, e quindi cerchiamo di stare vicini il più possibile a chi ha bisogno in questo momento. La donna è in carcere in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria. Soltanto pochi giorni fa erano iniziati gli incontri definiti liberi tra la madre e il bimbo. In precedenza i due si vedevano in forma protetta alla presenza degli assistenti sociali. Superata questa prima fase si era deciso di acconsentire alla donna di stare con il figlio da sola. Giovanni era molto conosciuto nella cittadina perché frequentava i corsi di vela del circolo locale e giocava nella scuola calcio del Muggia. Prendete tutte le cose belle che avete vissuto con Giovanni e fatele diventare l'eredità preziosa per la vostra vita. Sarà il vostro modo di non dimenticarlo mai.
Un invito a conservare il ricordo di Giovanni nei propri cuori, quello rivolto ai compagni di classe della scuola Bubnic dal parroco Don Andrea Destradi. Il Duomo di Muggia, mai così pieno, ha rivolto l'ultimo saluto al bimbo di 9 anni ucciso dalla madre il 12 novembre scorso. Papà Paolo che bacia la foto del piccolo Giovanni, un amore che ovviamente è quello di un papà indistruttibile, incalcolabile e che dà il senso della morte ma dà il senso anche della vita. Dopo il momento di saluto e preghiera collettiva, la messa esequiale è andata in diretta sulla nostra emittente. Nell'omelia un messaggio rivolto a tutti, non solo a famiglia e amici del piccolo. Troppo grande questo male, ma più e più volte in questi giorni mi sono trovato a ripetere a tante persone: il male non si spiega, il male si combatte. Poi la pietas cristiana per la madre Olena, nonostante quel terribile gesto compiuto in quell'appartamento sito proprio davanti alla chiesa di Muggia. Il Signore è in quell'abisso, perché nessuno che cade in quell'abisso rimanga da solo e senza via di uscita. Lo voglio dire, neanche Olena, neanche la mamma di Giovanni. Quindi il ricordo di Giovanni, un bimbo come tutti gli altri che amava giocare a calcio, andare a vela e soprattutto capace di condividere, come ricordato da Don Andrea citando la canzone scritta in questi giorni da un suo compagno. Giovanni, se aveva le caramelle, cito a memoria, le condivideva con le femmine. Se aveva la merenda, la condivideva con i maschi. Infine le parole di apprezzamento per l'atteggiamento mai sopra le righe nonostante il dolore di papà Paolo. Nessuno di noi ha sentito uscire, Paolo, dalla tua bocca una parola di violenza e di vendetta. Ma io ti ringrazio perché la tua parola e la tua bocca sono rimaste pure. Grazie Paolo per l'esempio che ci dai. Paolo dice, e ringraziamo anche Giovanni, c'è un compagno di... Brazzano questa mattina si è svegliata in un incubo, con un fiume di fango che ha travolto il paese e raso al suolo ben 3 abitazioni, provocando la morte di Quirin Kunert e Guerrina Skokaj, inesorabilmente sommersi dai detriti e dallo stesso fango. Una persona è stata estratta viva dalle macerie, riportando soltanto una brutta ferita alla gamba, ricoverata all'ospedale di Udine. Tra quelle strade ci si conosce tutti e presto si risale a cosa sia successo e a chi siano le 2 persone disperse, l'anziana proprietaria di casa Guerrina Skokaj, 83 anni, e il 32enne bavarese Quirino Kunert, che a febbraio aveva rilevato il negozio di alimentari legandosi a doppio filo a questa comunità. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato nel pomeriggio di lunedì 17 novembre intorno alle 17:30 dalle squadre di soccorso, quello dell'anziana signora invece poco prima delle 23, chiudendo con esito negativo, purtroppo atteso, le operazioni di ricerca, visto che mai dalle macerie si era scorto un seppur minimo segnale di vita. Gli ha salvato la vita a mia sorella. Accidenti. Perché gli ha bussato, ha detto vieni fuori, no, e sono uscita, lui è stato sepolto. Perché lui ha cercato di salvare anche quella signora anziana che non trova, no? Certo. Gli ha messo la scala sulla finestra, nel mentre ha messo la scala per far scendere la signora, le 3 volte sono ancora sotto. Accidenti, è veramente drammatica la situazione. Sua sorella invece... Il signore aveva quello che aveva il negozio qua. Ed è stato il senso eroico del cittadino tedesco. Nel tentativo di salvare anche Guerrina sarebbe rimasto sotto la colata di fango. E mia zia è rimasta sotto e questo giovane tedesco. Sua zia quella che è rimasta sotto? Certo. Accidenti, questa drammatica testimonianza come si sente in questo momento? Anche se è sciocco chiederlo. No, cosa dobbiamo fare? Speranze purtroppo non ci sono più, perché io dico una montagna di fango che magari un poco che ti viene in bocca, nessuno ti salva.
Si presume che il giovane Kunert, che viveva in un'altra casa crollata con la compagna Jessica, fosse corso ad avvertire proprio l'83enne del pericolo imminente, rimanendo a sua volta travolto. Circola in rete anche il video che precede la tragedia, che sarebbe stato filmato dallo stesso Quirino. In paese resta lo scoramento, il silenzio. Buono, io abito qua, la conoscevo benissimo e tutto. Guardi, che oggi non ho fatto niente. Mi dispiace tantissimo, che era una brava signora, brava, sia per aiutare in qualsiasi cosa, bravissima. Mai qualcosa di simile si era visto così, e la portata del crollo di un terreno dal Colle di San Giorgio è stata implacabile e ha scatenato tutta la sua furia su Brazzano, che porterà con sé i segni di questa devastazione per sempre. Avevamo visto alcuni residenti proprio qui alla nostra sinistra, al secondo piano, che da quanto abbiamo appreso anche loro dovranno, come tutti d'altronde, lasciare le varie abitazioni, perché c'è questa ordinanza di evacuare l'intero paese. Luce, acqua e gas, lo abbiamo detto, è praticamente saltata. Vediamo che continuano ad arrivare altre famiglie prese in soccorso dalle forze dell'ordine. 3.500 persone circa del paese non sono poche. Le operazioni prevediamo che vadano avanti per diverso tempo, però adesso vediamo un quantitativo veramente importante di persone che è arrivato. Vediamo persone di tutte le età, dai più piccoli a adulti, anziani. C'è stato un recupero veramente massiccio. Buongiorno signori, come state innanzitutto? Insomma, non tanto bene, per dire la verità. Beh, comunque il problema ce l'hanno loro, io sono solo ad aiutare, quindi il problema è un po'... Noi abbiamo avuto 3 macchine sott'acqua, tutte e 3 saranno da buttare via, e la disperazione è totale, perché è una vita di sacrifici e di lavoro è vanificata in un attimo. Ma per fortuna c'è la gente che ci dà una mano. In questo caso vediamo anche una signora che addirittura è stata sollevata di speso, speriamo che stia bene. Vedete, non so se riusciamo ad inquadrarlo, purtroppo ci sono anche degli ematomi, dei lividi presumibilmente causati dall'acqua gelida rimasta a contatto con il corpo per tante ore. Io l'ho presa stamattina dai carabinieri, dal comando dei carabinieri di Gorizia, che mi hanno detto che i resti sono di mio fratello e che sono risaliti tramite appunto l'arcata dei denti. Non avevo dubbio che era lui, cioè... Lei l'ha sempre sostenuto? Io l'ho sempre sostenuto, sì, l'ho sempre. E come ho sempre sostenuto che il suo corpo era nel suo cortile. Domenica Mezzalira l'ha preso così. Sono proprio di suo fratello Vito, le ossa trovate in fondo a un pozzo murato nel giardino della sua casa a Sagrado. C'è corrispondenza tra i resti della mandibola e una vecchia radiografia della dentatura dell'ex postino 66enne, che dopo la pensione si era trasferito da Trieste nella frazione isontina di Poggio Terzarmata, per poi svanire nel nulla nel 2019. Per la sua scomparsa sono indagati la ex convivente Mariuccia Orlando, il fratellastro Moreno Redivo e il figlio della donna Andrea Piscianez. È stata la tenacia della sorella di Mezzalira ad avviare le indagini e a portare alla scoperta del cadavere lo scorso 6 novembre. E non ha mai mollato, insomma. Mai. Da quando io non l'ho più sentito, da lì ho incominciato, mi sono battuta. Dopo purtroppo mi dicevano che non potevo fare la denuncia, giustamente, perché c'erano le figlie, no? E sono sempre andata avanti, gli ho mandato 2 volte i carabinieri, gli ho chiamato il comune, mi sono informata chi ritirava la pensione, e poi alla fine, quando lei dopo con il fotomontaggio che ho ricevuto Natale mi ha bloccato, a settembre avevo il numero dei carabinieri di Sagrado e ho trovato un comandante che stavolta proprio mi ha ascoltato, no? Dopo sapevo un po' di più e lui mi ha detto: signora, venga a fare denuncia.
Sarà ora l'autopsia, il cui incarico sarà conferito il 16 dicembre, a ufficializzare quello che è già emerso dalle analisi della dentatura. I 3 indagati dovranno rispondere di concorso in omicidio volontario, concorso in sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata, in questo caso per il ritiro della pensione di mezza lira anche dopo la sua scomparsa. Voi eravate molto legati, lei con suo fratello? Io sì, perché noi siamo rimasti orfani, avevamo bambini, io avevo 5 anni e lui 9, no? Però lui quando veniva qua da me, se io avevo bisogno chiamavo lui come lui mi chiamava me, cioè eravamo attaccatissimi io e lui. È giallo sulla morte di un uomo di 73 anni trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, all'interno della propria abitazione di via Felice Machlig, nelle rioni di San Luigi a Trieste. Il corpo giaceva a terra, circondato da una consistente quantità di sangue, circostanza che ha fatto scattare immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine. La vittima, che secondo le prime informazioni potrebbe essere Nicola Granieri, è stata trovata all'interno dell'appartamento situato al primo piano dello stabile. A lanciare l'allarme sarebbe stata una persona che conosceva l'uomo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per lui non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe venuto diverse ore prima. L'abitazione è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire i rilievi della polizia scientifica e della squadra mobile, coordinate dal pubblico ministero di turno Andrea Laganga. All'interno dell'appartamento sono emersi diversi elementi che alimentano i dubbi degli investigatori. Macchie di sangue sono state rilevate in più ambienti della casa, senza una concentrazione in un unico punto. Alcuni armadi sono stati trovati con le ante spalancate, così come i cassetti di una stanza. È stata rinvenuta anche una scatola aperta. Il resto dell'alloggio appariva invece in ordine. Nel corso del pomeriggio alcuni operatori di polizia hanno accompagnato in questura 2 giovani. Parallelamente un agente è stato visto ispezionare l'area esterna al condominio, probabilmente alla ricerca di elementi utili alle indagini, come un'arma o altri oggetti riconducibili all'accaduto. Attorno alle 17 è arrivata sul posto anche una donna, con ogni probabilità la figlia dell'uomo. Dopo essere stata ascoltata dagli agenti, ha lasciato il luogo insieme alle forze dell'ordine. Gli investigatori mantengono il massimo riservo e non escludono alcuna ipotesi. Sotto la lente anche il passato professionale della vittima, che avrebbe operato nel settore del commercio e della gioielleria, con esperienze legate ai compro oro, un elemento ora attentamente valutato nell'ambito dell'inchiesta. Le indagini proseguono per chiarire le cause della morte e ricostruire con precisione quanto accaduto. La vicenda resta in evoluzione.